Amici bellini, buongiorno. C'ho il ricciolo ribelle stamattina. Ci siamo svegliati presto perché la conferenza va seguita. Tra l'altro una conferenza breve. Iscrivetevi al canale. Benvenuta o benvenuto Rotto. Si è rotto. Io invece non mi sono rotto, assolutamente. Mi diverto moltissimo perché la conferenza è importante. E Garcia ce ne dice delle cose che non banali, bella, breve, concisa. Lasciate like, vi godete il pronostico inevitabile fatto sui football e poi parliamo subito della conferenza. Cominciamo. I rumori. Occhio perché in questo caso, vedi, c'è Juan Jesus che non è in forma, è capitato, Lobotka è in forma, la Napolitano, proviamo Ostigard, anche se credo che giocherà Juan Jesus, proviamo Ostigard là, poi c'è Gaetano in gran forma, perché giustamente, sai così, Lindstrom non c'è ancora, andiamo, vediamo che, visto che ha portato bene l'altra volta, faccio prima regular e poi la faccio superstar, perché sennò mi fanno il culo, che già lo so, è tosta. Si muove bene Zielinski tra le linee. Vai anche Rivera, bravo, confermato al posto di Mario Rui per ora. Anche per fare un dispetto al procuratore. Zielinski, vede il movimento di Kvara. No, è Kvara. Chi è? Raspadù? Chi è? Oh sì! Vai Di Lorenzo, vai, che sei... Mamma mia, oh sì, ma che fai? Libero l'area. Oh sì, sei libero. Raspadori! Vedi che allora alle volte uno fa l'errore e il Raspadori è proprio lui. Però già fa col Covà, perché secondo me gioca il Covà. Vedi Raspadori, prova. Po' rischio Meret, qua. Va bene. Provaci di Oliveira, vai, è tua. Di prima la mette su Ossi. Lobo cambia tutto. Fai Politano, prova quella cosa che mi piace a me, che te ne vai sulla destra. Bravo, prova anche il cross col destro, non fa niente. Oh sì, lo vedi quando vai col destro, che bellezza. E sei imprevedibile, si sa. Guarda, se tu te ne vai col destro è molto meglio. Se Lindstrom veramente gioca lì col destro e fa il dribbling, però con i cross non è bravissimo, dobbiamo capire. Non è fuori gioco? Non è fuori gioco. Rientra questa volta, ancora Politano, ancora Raspadori. Gioca a memoria il Napoli, attenzione, ancora Osi. Provaci Politano. Buono, bravo Osi. Zielinski. Bravo Raspo, l'inserimento di Anghissà, ci prova Anghissà, il palo e ribadisce, accompagna. Dai Ostigard, non molla, Rachma, Maro Meret. Raspadori rientra, cerca Osi, il movimento di Osi, se l'è buvato, oh mamma mia, questo è bellissimo. Però regular è troppo facile, superstar è troppo difficile, serve una via di mezzo che non riesco a trovare. Cavolo, non dai una mano. Vedi. E Raspadori prova a piazzarla, perché a questo punto devo fare quello là, ci prova di fino. Troppo facile così, non è realistico. Attenzione a Kamada, niente. Guarda Immobile che come sta come un pazzo il tiro. Zielu. Cambia tutto Oliveira. Arioso per Politano. La sovrapposizione di Di Lorenzo, che meraviglia. Politano, moscio. Guarda Di Lorenzo com'è interno. Capitano, sei meraviglioso. Zielinski! Facci troppi gol. Anghissà ruba palla in pressing, il tacco, il Osimhen, 6-0. Non è possibile, è troppo. Che mo vediamo con la difficoltà massima sarà. Osimhen si subito la palla, tira a questo punto dalla distanza, vicinissimo. Ecco, vedi? Boom. Osimhen, ma perché
non gli puoi dare il pallone. Tra l'altro sono upset perché la Lazio ha le maglie nuove di quest'anno e il Napoli non sono aggiornate. Non so di chi è la responsabilità. Palo di Immobile. E ci prova anche Politano. Mamma mia. Mamma mia che goloso. Mamma mia. 5 gol di... E ancora lui. E prova l'assistenza per Politano che stavolta cerca di piazzarla. Raspado. E ci siamo. Direi che 9-0 era troppo, eh. Ci prova Lopo. Zielu prova il tiro a giro, ma no. Ancora un pallone regalato da Provedel. È troppo facile, dobbiamo provare con la difficoltà seria. Dobbiamo provare. A questo punto facciamolo così. Stato di forma buono per Juan Jesus, per Meret, per Kvara, Olivera così e così, quasi quasi. Mario lui un po' com'è. Proviamo, proprio perché per non saper leggere non ne scrivere. Ve lo dico prima, sarà tostissima. Non posso cincischiare. Subito, bravo, chissà. Vai che ha visto Kvara. Dai, Politano Marusic te le ha fatte. Cioè. Bravo, chissà. Niente, mai fallo, signor arbitro. Mamma mia, vuotissimo. Ecco, mamma mia. Vedi, Zelis. Vai Mario, vai. Bravo. Il piedino di Mario Rui, guarda là che lancio. Anche la sventaglia anche Politano. Bisogna essere ariosi. Bravo Kvara, mettila bene. Sì, Marozzi. No, è Mario. Bravo, chissà. Ma non è mai fallo, ma che è? No, Rachmani, no. Bravo Meret. Non è finita? Esatto. Mi devo subito liberare del pallone, io non c'è tempo da perdere. Sono asfissianti. Guarda là, va. Fuori. Ma è mai possibile che c'hai quello là vicino e devi fare il rischio? È proprio quando giochi Superstar c'hanno proprio un intercetto che non... proprio le linee di passaggio. Guarda chissà. No! Ve l'ho detto che è troppo difficile. Cioè quella là è troppo semplice, ma questa qua è troppo difficile. Facile Meret! No, non puoi averla... Non puoi averla ribattuta al centro. Non me la posso pigliare questo perché ha fatto delle ottime parate. Mamma Politano! Bella Lobo. Proprio tosta. Lobo! Vabbè, vai proprio nell'angolo alto. Fallo! Vattene di Lorenzo, dai, mettila bene. Sono poche le occasioni. Piglia Osi. Vai, vedi Kvara. Guarda il raddoppio su Kvara, Bravo Mario Rui. Gesù. No, devo passare a 2 in attacco. Dai, ma per forza. Bravo Elmas. Buono Mario Rui, vai. Esatto. Mettila bene, sì. Ci prova qua. Di Lorenzo. Bravo qua. Ma c'hai anche sta vicino. Perché il passaggio difficile? Ecco Vara. Eccolo Simeone. Niente. Ragazzi, vi renderete conto di quanto è difficile, eh? Vi sarete resi conto. Quindi non dico 9-0 come prima, ma nemmeno 2-0 così senza poter fare nemmeno un passaggio, no? Una via di mezzo. Allora, molto concisa. Ci fa piacere che la conferenza sia oramai un'abitudine quando la fanno
almeno sappiamo dove trovarla sul canale ufficiale YouTube del Napoli, e su questo bene così. Ci fanno aspettare un pochino, ce la annunciano alle 12:30, arriva alle 12:45 più o meno. Ah, poi belli stringati, si siede, l'acqua, 18 minuti massimo, anche perché Garcia non è Spalletti e va subito al sodo e fa subito una cazziata, perché gli chiedono del girone di Champions e gli chiedono del mercato, e subito dice ma parlare la partita, io mo vi rispondo, però dobbiamo parlare della partita. E sul girone dice una cosa abbastanza ovvia, dice poteva andarci peggio, come poteva andarci meglio. Sono contento di aver ripreso il Real, perché fa un paragone del periodo poi con la Roma, di quando lo doveva affrontare con la Roma, lo aveva affrontato, insomma del periodo romano mi interessa poco e mi sono anche appena svegliato, quindi non ve lo fa niente. E poi per quanto riguarda il mercato non è chiuso, però ci risponde pane pane, vino al vino, dicendo sono in uscita Lozano e Dem. Non ci crea nessun dubbio, nessun imbarazzo. Sappiamo che devono uscire questi due e ce lo spiega proprio bene nelle domande successive. Dice poi obiettivo nostro è fare la terza vittoria di fila. È importantissimo, perché con i 3 punti, quando fai 9 punti uno dietro all'altro, ti lasci dietro inevitabilmente, è importante che te lo dice proprio, ti lasci dietro inevitabilmente degli avversari, perché è difficile farne 3 di fila, e quando tu ne fai 3 di fila qualcuna è inciampata, e quindi è ottimo. Poi ci parla anche di Lindstrom, e qua lui dice che Jesper, che tra l'altro ride, sorride sempre, senza proprio alcun dubbio, e c'è un talento in più al posto di Lozano, che ci sono motivi sportivi e motivi economici. È forte Garcia, cioè non ci lascia dubbi. Per motivo economico non era possibile tenerlo. A me piaceva pure Lozano, ma non era possibile tenerlo per un motivo economico. Quindi l'ha detto proprio, ha detto la società non voleva tenersi questo ingaggio. Proprio così, per motivi economici. Quindi vediamo come lo riusciamo a vendere. Si parla adesso di 12 milioni, non ha importanza. Per motivi economici Lozano non si può tenere. Aggiunge anche però Garcia, dice io non mi dimentico di chi è già in rosa. Perché ve l'ho detto che parte Politano titolare, ve l'ho detto tranquillamente. Poi piano piano il talento di Lindstrom non è il talento di Nathan, e anche con gli attaccanti è più facile inserirli, buttarli nella mischia e lasci fare, fai tu, mentre con i difensori devi un pochino guidare, e quindi se non sei pronto non sei pronto. Però già ci sta dicendo, dice io ho quelli là che già conosco, che già sanno cosa ne devono fare, piano con Lindstrom, e lo vede i 3 posti dietro la punta, insomma lo vede esterno a sinistra, lo vede esterno a destra, e lo vede anche dialogare con la prima punta, con Osimhen, con Simeone, quindi dietro la punta. Al momento, da come ce l'ha descritto, ci esclude la possibilità di vederlo a centrocampo. Questo già ci risolve un po' di dubbi, perché secondo me lo può fare come caratteristiche il centrocampista offensivo alla Zielinski. In questo momento lui ce lo vede come esterno d'attacco o come sottopunta. Per quanto riguarda Kvara, come sta, dice adesso vediamo, non voglio spoilerare se giocherà dal primo minuto, io penso proprio di sì, non vuole dare un vantaggio all'avversario. Ribadisce che abbiamo fatto bene con il Frosinone e con il Sassuolo. La vittoria del Frosinone dà anche valore a quello che abbiamo fatto con il Frosinone, se Garcia si è visto il video, tutto a posto. E anche con il Sassuolo, anche finché eravamo 11 contro 11, gli è piaciuto quello che abbiamo fatto. Poi si arriva alla domanda sui meno palloni su Lobotka, che è un falso storico. Mi diverto a farvi vedere una cosa, perdo 2 minuti e vi faccio vedere una cosa. Poi dobbiamo fare la formazione e spiegare alcune cose. Guardate Lindstrom piccolino come... No, vi volevo far vedere questa cosa qua. Fughiamo un po' di dubbi, onestamente. I palloni toccati, i passaggi, vedete la P. Vedete la P. Il numero che è importante da sottolineare, perché si parla di Lobotka e passano pochi palloni da Lobotka, si scavalca Lobotka, non c'è più nel giro Lobotka, passaggi 76 come Anghissà, meglio di lui soltanto Juan Jesus 79, che stiamo lì, sono solamente 3 passaggi in più. Perché Juan Jesus si è preso anche l'eredità di quello che faceva Kim come impostazione da basso, ed ecco perché si fa preferire Juan Jesus anche a Ostigard, perché quando passa il pallone tra i suoi piedi è meglio. Tra l'altro, percentuale di passaggi riusciti 96% per Juan Jesus, 94% per Lobotka, 92% per Anghissà.
sono grandi numeri comunque. Poi la R, i palloni recuperati, vedete 7 per Lobotka, non diciamo stupidaggini che adesso noi il Napoli non passa più per Lobotka così, però ci dice è importante la cosa proprio contro la Lazio, dove Sarri che fece la gabbia, cosa che provarono tutti, a Sarri riuscì meglio, e dice il passato non lo conosco, Garcia, dice non mi interessa se poi quanti palloni passavano per Lobotka prima, però non devi dipendere da uno solo, perché se poi dipende da uno solo, che sia un centrocampista sia una punta, se te lo bloccano quella giornata cosa fai? E invece tutti devono essere coinvolti, ci cita Elmas, ci cita anche Cajuste, insomma tutti i centrocampisti devono far parte di questa costruzione e non deve dipendere solo da uno. È giusto, ma è anche banale doverlo dire, ma affermare che il Napoli non passa più per Lobotka e non sta giocando più da una Lobotka è una stupidaggine, i numeri ce lo dicono. La domanda mia preferita sempre, ma è già il suo Napoli quanto di Garcia è, e soprattutto contro Sarri che a Napoli ha fatto quella e basta però, ma fate un pochino il mestiere, inventatevela una domanda un po' diversa, ma quanto di suo c'è nella... non so nemmeno se mi sono scritto la risposta. Sarà una Lazio chiusa, ce lo dice tranquillamente, noi non siamo ancora al 100%, dobbiamo poi durare tutto il campionato. Lukaku cambia qualcosa, lui dice io guardo a noi. Io pensavo tu volessi parlare dei soldi dell'Arabia, no, io guardo solo ai giocatori. Il Napoli è un po' più basso nella partita con il Sassuolo, prima di tutto l'avversario che alle volte ti costringe ad abbassarti un pochino, il caldo ovviamente ne abbiamo parlato. Gassi dice ma mi piace anche se noi ci abbassiamo un pochino senza però concedere niente, è una cosa che si può fare. E poi gli chiedono ancora di Nathan, lasciatelo tranquillo, basta, cioè non glielo chiedete nemmeno più, diventa stantio, diventa brutto anche per il ragazzo. Dice lasciatelo tranquillo, lasciatelo lavorare, non gioca, cioè mettetevi l'anima in pace, non è pronto, non gioca. Abbiamo preso uno che deve crescere, che sarà un talento magari in futuro, per ora mettetevi l'anima in pace. E poi su Victor dice ovviamente è uno dei più forti al mondo. Il bilancio, ma che il bilancio da giugno a settembre, facciamo un bilancio delle cose di Garcia e l'ambizione, quali sono le sue ambizioni, veramente non avete proprio non avete nulla sotto mano, non ho capito perché, ma manco la passione di fare questo mestiere, no? Se avete la voglia, mo faccio una domanda e vinco il premio Pulitzer, sono felice di stare qua, bisogna vincere le partite e alla fine dici ma tutto bene. Aspettiamo 100 giorni, dice, almeno si toglie lo sfizio di dire che almeno i politici si aspettano 100 giorni. Ragazzi, io penso che si giocherà così, con il dubbio Mario Rui Olivera, perché non credo, oddio la Lazio sì, però è una probabilmente delle squadre meno fisiche che andremo ad incontrare, quindi se Mario Rui sta bene potrebbe essere una scelta quella di avere la qualità di Mario Rui al posto di Olivera, anche per capire se le gerarchie esistono, quindi lo teniamo presente. E poi teniamo presente sempre Raspadori, eventualmente qui al posto di Politano. Io voglio sperare che Kvara sia ripreso al 100% perché diventa un pericolo. Osimhen, Politano, ma chissà, Lobotka, Zielinski qua, e direi che per il resto ci siamo. Partita tosta, perché partita sarà tosta, e Sarri ci arriva già abbastanza disperato, è quasi un dentro fuori per il campionato loro, perché 3 partite consecutive non le possono perdere. Quindi voi avete visto il pronostico, le partite sono dure, quando diventa difficile, il Napoli deve fare il Napoli e domani ne parliamo. Oltretutto domani poi finisce pure il mercato, oggi finisce il mercato, secondo me non si fa niente, si deve vendere Demme in fretta e furia, si deve vendere Lozano in fretta e furia, non entra più nessuno, siamo questi qua. Da New York, Valerio Fruto è tutto, vi abbraccio, vi bacio, forza Napoli sempre, dai!